presepio artistico di Segusino, edizione Natale 2025, un'edizione dal titolo La vita è bella, un titolo che si rifà al celebre film del 1997 di Benigni, però abbiamo aggiunto un punto di domanda al termine della frase, quindi la vita è bella col punto di domanda. Perché la vita è bella col punto di domanda? Perché abbiamo incentrato appunto il presepio 2025 sui bambini. Ora, a parte ovviamente la scena principale che è la natività e quindi il bambino principale che nasce appunto la notte di Natale, tanti altri bambini che attraverso un percorso ci portano a visitare il presepio artistico di Segusino. La prima scena raffigura un ragazzo, un bambino, non un ragazzo, un adolescente dei giorni nostri, comodamente seduto sulla poltrona di casa che sta sfogliando, che sta guardando il telefonino e si imbatte su YouTube in un video che parla delle tragedie in Medio Oriente, quindi vede tanti suoi coetanei soffrire e morire in Medio Oriente. La seconda scena invece ricorda l'80° anniversario della fine dell'Olocausto, quindi appunto da qui il titolo del presepio La vita è bella, è la scena finale del film La vita è bella di Benigni. Il 2025 è l'80° anniversario, ricordiamo la fine della seconda guerra mondiale nel 1945, quindi la fine dell'Olocausto, la fine della sofferenza per tanti ebrei. L'abbiamo voluta raffigurare appunto nella scena finale del film, in antitesi con la prima scena che abbiamo parlato prima. L'ultima scena invece del presepio artistico di Segusino, quindi la terza domanda, se la vita è bella, ovviamente la vita è bella, è scontato che sia bella ovviamente, ma qual è la vita quella veramente bella? È la scena che raffigura il paese di Segusino, oppure uno scorcio del paese di Segusino con tanti abitanti di Segusino, un giorno di festa durante un matrimonio di 60 anni fa. Questo paesino appunto quando la vita terminava, appunto quando il mondo terminava ai confini del paese, quindi non si sapeva cosa c'era oltre i confini del paese, non si sapeva cosa avveniva, oppure si sapeva in maniera molto molto blanda, diciamo. E quindi al visitatore la scelta su quale sia la vita quella veramente bella, se quella dei bambini del giorno d'oggi, se quella dei bambini di 80 anni fa, oppure quella dei bambini che vivevano nei nostri paesini appunto 60 anni fa. Il presepio artistico di Segusino sarà visitabile dal giorno di Natale fino a domenica 1 febbraio 2026, tutti i pomeriggi, giorni festivi anche al mattino. Per tutte le informazioni e tutti gli orari si può visitare il sito internet www.presepiosegusino.it oppure i canali social Presepio Segusino. Un ringraziamento ovviamente anche per questa edizione va a tutti i volontari che da fine agosto lavorano per realizzare quest'opera, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, e quindi veramente grazie a tutti questi fantastici volontari. Un'altra scena del presepio di Segusino, però un po' scollegata rispetto ad altre scene del titolo del tema principale, è una scena che vuole ricordare gli amici del presepio partiti per andare a fare il presepio in cielo. Parliamo di Giacometto, parliamo di Giustino e parliamo anche di Elio, che purtroppo ci ha lasciati proprio qualche mese fa, quindi a loro va il nostro ricordo, il nostro ringraziamento per tutto quello che hanno fatto per il presepio di Segusino.